Buongiorno a tutti, sono Maurizio Secchi, siamo qui per la festa del popolo sardo, Sadies Saldigna. Prima di dedicarmi al mio compito di coordinatore tecnico di questa videoconferenza, nella quale sono coadiuvato da Mattia Lilliu, coordinatore giovani della Fasi, apro questo incontro nella mia qualità di vicepresidente vicario della Fasi, la federazione delle 70 associazioni sarde in Italia. Dalla promulgazione della legge della Regione Sardegna, che ha istituito la festa del popolo sardo, Sadies Saldigna, il 28 aprile di ogni anno in ricordo della rivolta pacifica del popolo cagliaritano contro gli oppressori piemontesi, avvenuta il 28 aprile 1794, la nostra federazione ha sempre sottolineato l'importanza di far riconoscere questa ricorrenza presso gli emigrati sardi, a cominciare da quelli riuniti nei nostri circoli, continuando con i sardi comunque presenti nei diversi territori, senza trascurare la vasta massa degli amici dei sardi e della Sardegna. Sadies Saldigna è stata così momento di mobilitazione emozionale utilizzato da circoli singoli e associati per rafforzare e trasmettere questo messaggio. Questa festa deve dare coscienza dell'unità fra i sardi di Sardegna e i sardi fuori dell'isola, entrambi componenti alla pari di un unico popolo, quello sardo. Da alcuni anni la Fasi stessa propone iniziative su Sadies Saldigna al fianco di quelle proposte dai singoli circoli, come d'altronde è successo anche quest'anno con diverse iniziative da circoli del nord-ovest, della Lombardia, del nord-est e del centro Italia. E per il secondo anno consecutivo, dato il permanere di questa situazione pandemica, il momento di confronto può essere soltanto a distanza e si rivolge verso tutti i sardi e gli amici dei sardi in Italia e nel mondo. A tutti loro va il nostro saluto. Do la parola per il primo intervento all'onorevole Alessandra Zedda, vicepresidente e assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché nostra assessora, che ringrazio sia per quello che sta facendo per il mondo dell'immigrazione, sia per la sua presenza qui oggi. La parola all'onorevole Alessandra Zedda. Grazie Maurizio, buona serata a tutti, saluto affettuosamente Serafina Magia, la nostra presidente Fasi, tutti i partecipanti e tutti gli amici che sono collegati per questa giornata per noi sardi molto importante. Credo che allo stesso tempo possiamo dire così anche per tutta la nostra comunità degli emigrati, perché seppur rappresentata dai circoli, noi oggi ci sentiamo un'unica comunità, un popolo sardo che non risiede per ora in Sardegna, ma che continua a vivere con quel filo di affetto, di identità, di tradizione, di cultura che ci legherà per sempre alla nostra terra, la Sardegna, e anche ai nostri conterranei. Quindi oggi possiamo raccontarci una giornata di storia importante grazie a chi ovviamente ha lottato per la libertà in primis del popolo sardo, liberandoci da un oppressore che certamente per chi l'ha vissuto è stato tra i peggiori che si ricordano nella storia della nostra Sardegna, ma io dico anche tra le peggiori d'Italia. Detto questo, credo che oggi, a seguito della pandemia, viviamo una guerra comunque, una guerra che si basa ovviamente su altre oppressioni, su altre limitazioni, su altri vincoli che però purtroppo si sono tradotti allo stesso modo in morte, sofferenza e soprattutto retrocessione, momenti in cui all'inizio del 2019
iniziavamo a vedere un cambio anche nei valori economici, ma soprattutto si iniziava a mettere le basi per una ripresa. Purtroppo il periodo è durato troppo poco e oggi ovviamente paghiamo tutte le conseguenze. Però io, proprio in una giornata importante per la nostra storia, intanto credo che ricordare Angioy sia segnale di grande sensibilità e di conoscenza profonda della storia e di quello che chi ha lottato davvero per i valori della libertà ha lasciato e continua a lasciare in ognuno di noi. Quindi il mio è un plauso ovviamente a chi oggi ha voluto ricordare anche così la nostra giornata di popolo sardo e di liberazione. Detto questo, dicevo, proprio nel momento in cui c'era una controvertenza si è ritornati indietro, però paradossalmente voglio lasciare un messaggio di speranza in conclusione di questo mio intervento, che è quello che ci deve portare a guardare quello che dopo una pandemia, una sofferenza, una guerra bisogna mettere in campo per ricostruire in fretta, per ricostruire bene e soprattutto per prenderci quel vantaggio competitivo che ha riportato, lo dico soprattutto in termini economico-finanziari, un po' tutti i paesi ai nastri di partenza. Ed ecco perché anche la partita del recovery plan, piuttosto che la prossima sfida dei fondi comunitari, piuttosto che le risorse che a gran fatica sono del bilancio regionale, dobbiamo fare di tutto perché la nostra Sardegna possa coprire, utilizzare al meglio quel vantaggio competitivo che io sono sicura, con grande attenzione e con capacità, pensando però solo al bene comune, potremo riuscire ad acquisire da qui a presto. Ed ecco perché credo che oggi la vera liberazione, quella che i sardi aspettano, così come tanti italiani, sia quella di poter ripartire con una vita, passatemi il termine, normale, o meglio con un ritorno alla vita normale, alla vita che ci deve portare soprattutto a rimboccarci le maniche come noi sappiamo fare. I sardi sono tenaci, sono dure, sono caparbi e i nostri emigrati hanno trasmesso questo in ogni parte del mondo dove oggi risiedono o dove hanno vissuto. E non c'è occasione che questo non venga ricordato e tutte le attività che sono fatte dalle nostre comunità restano in alcuni casi come pietre miliari. Ecco, oggi credo che anche questo incontro, questo confronto che insieme stiamo facendo può davvero aprire sempre di più quel varco di speranza, ma soprattutto voglia di reagire, voglia di ripartire al più presto con tutto quello che abbiamo a disposizione. E io davvero spero, ma questo lo spero soprattutto da sarda, ovviamente farò la mia parte per la responsabilità che oggi ho l'onore di avere per il popolo sardo e in rappresentanza soprattutto del popolo sardo, di mettercela tutta, di trovare qualsiasi soluzione senza basta lamentele, basta pensare di essere sempre indietro. Oggi la pandemia ha dato un segnale, quello che ci ha trattato democraticamente purtroppo. Non ha risparmiato nessuno, nessuna fascia sociale, nessuna situazione, nessuno che potesse vivere in qualsiasi parte del mondo, purtroppo. Però è arrivato il momento di destarci, come qualche nostro avo illustre ha usato queste parole in passato. Ecco, facciamolo insieme. Io davvero vi faccio gli auguri, perché è giusto che noi sardi ci facciamo anche gli auguri
nel ricordo di questa giornata che ci hanno regalato i nostri avi e coloro che hanno lottato per la libertà. Oggi c'è ancora bisogno di lottare per quella libertà in maniera diversa, ma facciamolo insieme. Grazie, un abbraccio a tutti, in particolare ai miei emigrati. Grazie. Dopo le parole determinate e positive, propositive dell'assessore Alessandra Zedda, passo la parola a Serafina Magia. Grazie Alessandra, grazie. Passo la parola a Serafina Magia, Presidente della FASI. Regione Sardegna, nonché nostra assessore, come diceva Maurizio. Oggi è una grande festa per tutti noi, è la nostra giornata. Chiedo a Maurizio se da lui la parola. Sì, dopo le parole determinate della nostra assessora Alessandra Zedda, determinate e positive e propositive da parte della nostra assessora, passerei la parola appunto a Serafina Magia, Presidente della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia. Grazie Maurizio, appunto continuo a dire che questa è una giornata importante, quindi buona Via del Sardegna a tutti, ai presenti in video, ai collegati in streaming e soprattutto a tutti i nostri soci e a tutti gli emigrati in Italia e all'estero che ci stanno seguendo. La Sadia Sardegna è stata una festa, tra un po' festeggeremo i 30 anni della sua dichiarazione, e questi anni ci hanno ridato con queste giornate proprio quello di cui parlava la nostra assessora, cioè abbiamo riscoperto le radici, una parte della storia che non conoscevamo e che ci hanno dato un'altra immagine e un'altra forza, quella che stando uniti, lavorando, combattendo, si ottengono le cose. A volte non si ottengono, però ci lasciano questa forza. Questa festa per noi emigrati è stata immediatamente coltivata e recepita. In ogni circolo abbiamo, come ha detto già Maurizio, fatto delle iniziative anche quest'anno, nonostante la pandemia. Certamente se non ci fosse la pandemia, oggi questo incontro sarebbe stato in presenza e avreste visto arrivare tanti sardi delle città del continente a festeggiare in una festa, sia un approfondimento degli eventi storici, ma anche una festa come la facciamo quando ci si incontra, quando ci si ritrova, quando si sta lontani. E quindi era organizzata, che comprendeva tutte le componenti. Oggi abbiamo voluto, insieme ai circoli che hanno organizzato altri eventi in questa stessa giornata o nelle giornate prossime, ricordare come FASI una figura importantissima, quella di Giovanni Maria Angioli, che un po' ripercorre così lo spirito delle vite di chi ha creduto in qualcosa, ha combattuto, ha messo, si è formato fuori dalla Sardegna, è arrivato ad essere un importante personaggio fuori dalla Sardegna, ma a un certo punto è ritornato per governare la Sardegna e invece si è affiancato ai suoi sardi, ai suoi compaesani, alla Sardegna e alle esigenze della Sardegna, e si è messo a capo di una lotta. Oggi ascolteremo dei relatori che ci racconteranno la storia e approfondiremo ancora meglio questa figura importante che a cui dobbiamo tanta riconoscenza. Intanto saluto i
partecipanti. Allora, oltre a Alessandra Zedda, che tutti noi conosciamo, abbiamo voluto legare questo evento anche al rapporto che noi abbiamo con i nostri paesi di origine. Abbiamo con noi anche il sindaco di Bono, che è un compaesano della presidente del circolo di Marchirolo, e dedicato proprio a Giovanni Mariangioi. Perché? Perché i fondatori di questo circolo, emigrati da Bono, hanno portato il nome del paese, ma il nome del personaggio più importante per la loro storia e per la storia della Sardegna. E quindi in questo paese del Varesotto, ai confini con la Svizzera, esiste una sede di un circolo dove sopra è indicato il nome di Giovanni Mariangioi. E questo è il nostro modo di portare fuori dall'isola, di portare con noi la cultura. Portiamo il nostro paese, portiamo i personaggi del nostro paese, i nostri parenti e i nostri affetti. Ecco quindi che la presenza del sindaco di Bono, Elio Mulas, vuol proprio ricordarci questo legame. Elio, il sindaco e Gianfranca Canu sono quindi presenti e ci collegano con questo paese che ha subito poi nella sua storia, nella storia di questo triennio rivoluzionario, la distruzione, l'accanimento dei vincitori, e quindi ha sofferto direttamente la sconfitta, oltre a fianco a quella di Giovanni Mariangioi. Il paese, non sappiamo come ricordi questo evento e che ricordo abbia di Giovanni Mariangioi di questa sofferenza. Saluto poi i relatori che grazie a Paolo Pulina, vicepresidente della FASI, nonché responsabile della cultura, che come ogni anno ci propone gli approfondimenti storici e culturali, portandoci i più importanti storici e studiosi di questi fatti. Siamo sempre stati in collegamento col comitato che raggruppa i nomi che promuovono queste iniziative. Noi quindi ringrazio della presenza e ascolteremo il professor Andrea Pubusa, che sarà intervistato da Fernando Codonesu, che entrambi fanno parte della scuola politica sarda e portano avanti la cultura sarda. Ecco. Abbiamo quindi poi il professor Federico Francioni, col quale abbiamo già avuto incontri in occasione del Sapienza Sardegna. Dicevo che Sapienza Sardegna dai circoli è stata sposata da subito. È stata sposata da subito ed è stata celebrata da subito, perché in essa, svolgendola secondo i temi e i contenuti che identificavamo con la nostra identità. Siamo partiti i primi anni su questa storia sconosciuta, partendo a raccontare proprio la storia, sia attraverso conferenze e convegni, ma anche attraverso il teatro, attraverso il teatro, attraverso la famosa Sadia Sacciapa, che raccontava proprio il motto popolare in sardo, nel linguaggio, in un linguaggio che tutti potevano cogliere. Abbiamo continuato con scegliere
Tra i temi che identificano un popolo, quindi un popolo sardo che comprende sia quelli residenti in Sardegna sia noi, e approfondire gli elementi che costituiscono un popolo. La lingua, un popolo che ha un territorio, una lingua, una bandiera e poi in ultimo nel 2018 il canto della Sardegna, per cui abbiamo la festa nazionale e questi elementi. Abbiamo declinato tutte le nostre giornate, dicevo, partendo dalla conoscenza di una storia che nessuno di noi o quasi nessuno di noi conosceva. Abbiamo poi legato ad essa tutti i temi riguardanti l'autonomia e le battaglie per i propri diritti. Ricordo quelle più importanti, quelle a cui siamo riusciti a organizzare facendo convogliare in città dell'Italia i circoli sardi, anche provenienti da altre regioni e anche dall'estero. Cito solo gli ultimi. Abbiamo nel 2015 dedicato Sadies a Sardegna al ricordo dell'inizio della guerra, perché un altro momento importante per noi sardi, per riconoscerci come popolo, è stata la partecipazione dei sardi alla prima guerra mondiale, raccolti nella brigata Sassari, dove per la prima volta si ritrovano come popolo, sia i contadini del sud e del nord Sardegna, con le loro differenze linguistiche, si ritrovano insieme sul fronte, dove un personaggio come Emilio Lussu poi porta in loro la coscienza di un popolo e dei diritti di questo popolo. L'abbiamo collegata, quindi ci siamo ritrovati in più di 1500 persone a Trieste, dove nacque la Brigata Sassari, e lì abbiamo parlato di autonomia con un'altra regione a statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia, con un convegno con la presenza dei docenti due docenti della Sardegna e 2 docenti del Friuli, delle università di entrambe le regioni, Sassari, Cagliari, Trieste e Udine, e alla presenza dei 2 presidenti di regione, Pigliaru per la Sardegna e la Serracchiani in quel momento. È stata una cerimonia molto emozionante e come sempre sono stati anche presenti i nostri canti, le nostre tradizioni e i nostri prodotti e abbiamo occupato praticamente Trieste. Un altro momento importante tra gli ultimi ricordo appunto nel 2018, quando con un grande sforzo organizzativo siamo andati noi in Sardegna a festeggiare Sadies a Sardegna e abbiamo partecipato e assistito nella sala del Consiglio regionale alla dichiarazione del canto sardo. È stato un momento importante che concludeva un percorso appunto di completamento degli elementi che riconoscono il nostro popolo. Altri importanti momenti li abbiamo collegati anche a sproni, quelli più a partire dal Settecento, quelli abbiamo ripercorso proprio quasi in un corso di formazione storica delle proprie radici e dei personaggi e delle battaglie fatte. Abbiamo approfondito Asproni, abbiamo approfondito anche personaggi come Cattaneo che hanno lavorato a favore della Sardegna. Siamo arrivati poi a Emilio Lussu, anche qui Emilio Lussu approfondendolo nelle nostre sedi, ma tutti questi eventi sono stati fatti anche coinvolgendo i territori dove noi operiamo e le istituzioni. Quindi per Lussu abbiamo fatto un convegno sempre
sia sull'altopiano di Asiago che nei posti del Piave, dove e poi insieme anche alle altre regioni autonome che riconoscevano a Lussu, ad esempio la Valle d'Aosta, il suo intervento nello scrivere e nel far passare la loro autonomia, nell'approvare la loro autonomia, fino ad arrivare ad altri personaggi come Antonio Pigliaru e Michelangelo Pira, che invece ci hanno dato la coscienza della forza della nostra cultura e della nostra cultura di cui andare orgogliosi e fieri. Mi fermo qui perché voglio a questo punto dare voce al sindaco di Bono, che così gentilmente ci sta con noi da un po' di minuti. Passo la parola a Maurizio, che lo presenterà, e lo ringrazio ancora perché la sua presenza qui è la presenza della comunità di Bono e dei sardi che stanno in Sardegna. Questo noi teniamo moltissimo, lavoriamo con loro e promuoviamo gemellaggi tra le nostre città dove viviamo oggi e le nostre di origine, per far conoscere anche i piccoli paesi e l'interno della Sardegna, non solo i luoghi turistici, sempre in una politica anche di preservazione dell'ambiente, altra battaglia per noi importante, e dell'ambiente e della produzione della terra sarda. Grazie. Bene, dopo questo intervento della Presidente Fasi Serafina Magia, passerei la parola al Sindaco del Comune di Bono, Elio Mulas. Sindaco dovrebbe aprire il microfono. Era acceso, si è disattivato da solo. Mi sentite? Sì. Perfettamente. Buonasera a tutti, vi ringrazio innanzitutto dell'invito, sono orgoglioso e grato di essere stato invitato e di partecipare a un convegno dedicato in primis a Giovanni Maria Angioi nel ricordo della Tesalia della Sardegna come sindaco di Bono. Voglio tracciare un passaggio storico che abbiamo voluto preparare con l'assessore e la delegata alla cultura e poi anche delle note curiose alla fine. Un saluto particolare, un abbraccio a Gianfranca Cano, mia paesana, che tanto ci teneva che io fossi presente e tanto ci tenevo io anche a partecipare, perché giustamente ricordare un personaggio della statura di Giovanni Maria Angioi è un onore e spero di essere all'altezza nel voler rappresentare in questo momento questa mia esposizione. Quindi il memoriale del 1799 aveva come scopo quello pratico di sollecitare il sostegno della Francia, luogo in cui Angioi fugge alla fine della rivoluzione sarda, a una nuova spedizione militare di liberazione della Sardegna. Nella prospettiva di Angioi, la Sardegna sarebbe diventata una repubblica indipendente sotto la protezione internazionale della Francia, ma il contesto in cui questo progetto si sarebbe dovuto compiere era molto complesso, soprattutto dal punto di vista politico. La Francia stava cercando un equilibrio istituzionale interno da una parte, dall'altra cercava di portare avanti il proprio disegno di egemonia ed espansione continentale. Va comunque riconsiderato il pregiudizio o preconcetto radicato che la Sardegna fosse una terra ai margini, che non fosse a conoscenza di ciò che accadeva al suo esterno. Anzi, il fatto di essere l'isola al centro del Mediterraneo le ha consentito di venire a contatto con tutto ciò che accadeva attorno.
Tuttavia i mutamenti esterni erano assimilati in tempi più dilatati e attraverso il filtro culturale degli abitanti. La causa del malcontento aveva sicuramente radici profonde, ma il passaggio dalla corona sarda ai Savoia del 1820 aveva suscitato un ulteriore sconcerto, sia perché i Savoia poco si interessavano al nuovo possedimento, sia perché i funzionari reggi tendevano a depredare e non tenere in considerazione la peculiarità e gli usi isolani. Tutti gli strati della società iniziavano a sentire la necessità di un rinnovamento, di una partecipazione più attiva alla vita politica della propria isola. Nonostante ciò, al termine della rivoluzione sarda, la fuga di Angioy sembrerebbe abbandonare la causa, in realtà è di ripiegare in Francia al fine di raccogliere il sostegno del governo francese per supportare le nuove istanze di Angioy. Ma gli sviluppi della politica impedirono questo appoggio. La Francia, impegnata nella repressione di una ribellione in Corsica, distoglie l'attenzione dall'operazione Sarde e si rivolge successivamente alla terraferma. Svanito anche quest'ultimo proposito, Angioy trascorse i suoi ultimi anni in solitudine e povertà, fino alla morte nel 1808. Angioy si presenta come il leader del partito patriottico, a cui appartenevano coloro che, conclusa la prima fase della rivoluzione sarda, furono vittime di repressioni violente, così come villaggi renitenti contro le impostazioni feudali, Bono per esempio. Nel 1796 Angioy fu inviato in qualità di alternos per sedare i tumulti nel capo di sopra dell'isola, il Logudoro, dal viceré, dove più di 40 villaggi si erano riuniti per abbattere il feudalesimo. Angioy, a conoscenza della situazione, anziché porre fine alle proteste della popolazione, se ne fece portavoce, avvalorando quindi le aspirazioni dei sardi. Tra questi villaggi chiaramente c'era anche Bono, il luogo di nascita di Angioy. A tal proposito il viceré creò una commissione militare composta da Guido, Musso, Del Rio, Reggio e dal famoso Efisio Pintor Cirigo, detto Pintoreddu. Questi partirono da Cagliari il 10 maggio per assoggettare con la forza i villaggi ribelli. La commissione militare, partita da Sassari per Ozieri, nel luglio del 1796 avvertì immediatamente il viceré che l'oceano è quello che gli dava più da pensare, alludendo a Bono come il villaggio più fermo nel sostenere Angioy. Specialmente Pintoreddu minacciava che avrebbe spianato il villaggio di Bono. Giunto infatti presso le alture di Montrigori, Saschessa, Smontettia e altre zone intorno, vi piantarono il quartier generale. Trasportarono 2 cannoni sul piazzale della chiesa di San Raimondo e da qui iniziarono a far partire degli spari per far intimorire la popolazione. Intanto i bonesi, nella stessa sera del 19 luglio, avevano tenuto un consiglio per decidere il da farsi e, dato che la forza dei reggi era imponente, decisero di abbandonare il villaggio. Tutti fuggirono verso la montagna, da dove potevano spiare le truppe. Si accamparono nel sito di Biddasana. I bonesi lasciarono le case e portarono con sé delle provvigioni, sia per sfamarsi ma anche per la guerra. Nel villaggio rimase solo una donna paralitica, una certa Ambrogia Soggiu, convinti del fatto che i nemici non avrebbero mai offeso una donna innocua e indifesa, visto lo stato in cui essa si trovava. E non fu così, perché venne barbaramente uccisa dai soldati reggi. Questo avveniva il 20 luglio, alle 6 del mattino le truppe e i miliziani entravano a Bono e senza alcuna resistenza, perché il paese era stato praticamente abbandonato, e dal piazzale di San Raimondo facevano fuoco contro i bonesi, i quali rispondevano dal monte ferendo molti reggi. Le truppe, nel mentre saccheggiavano il villaggio, diedero fuoco a tutte le case, alle chiese e alle parrocchie, impossessandosi degli oggetti. Dopo aver spogliato le chiese e le case, i miliziani partirono verso Ozieri. Le truppe rimasero per qualche ora ancora nel villaggio, ma avendo paura che i barili di polvere da sparo prendessero fuoco, visto che tutto andava a fuoco, decisero di mettersi anche loro in viaggio verso Ozieri. I bonesi attesero in silenzio l'occasione giusta per poter intervenire. Fu allora che decisero di essere protagonisti.
raggiunsero le truppe nelle campagne di Anela, assaltarono i soldati, si impossessarono dei cannoni facendo prigionieri 10 cannonieri e tenendoli in ostaggio per un mese. I cannonieri vennero portati nel villaggio in trionfo e i cannoni vennero poi collocati nel piazzale di San Raimondo, che resta sovrastante il paese, il villaggio. Dopodiché obbligarono gli ostaggi a insegnare loro come utilizzare i cannoni ad alcuni bonesi, in caso di un nuovo attacco da parte della truppa e delle commissioni presiedute da Pinto. Il memoriale di Angioi propone quindi una serie di indicazioni operative che hanno come obiettivo quello di far ripartire la rivoluzione sarda. Angioi avvia il discorso da una descrizione della regione, racconta di una terra florida che abbonda di terreni agricoli, di orzo, legumi, vino, olio, tabacco, bestiame e miniere d'argento, piombo, ferro, rame, mercurio e salnitro, scelta dai popoli antichi proprio in virtù di ciò, denunciando lo sfruttamento della terra da parte dei Savoia. Lo stesso Angioi nel suo periodo isolano, grazie alle sue possibilità economiche, aveva tentato l'esperienza imprenditoriale con la coltivazione del cotone e del tabacco e con una fabbrichetta di berritas. Si prospetta così che per il nuovo assetto politico sardo una legislatura che agevoli gli abitanti e ne incoraggi l'agricoltura, il dissodamento delle terre, il miglioramento dell'estrazione mineraria, proponendo quindi un governo più attento alla popolazione sarda. Sono anche riportate importanti informazioni che riguardano la fine della rivoluzione sarda e di come avrebbe potuto avere esiti del tutto differenti se, in termini temporali, fosse durata 2 settimane ulteriori, una Sardegna liberata sotto la protezione della Repubblica francese. A questo punto del memoriale Angioi dà anche delle informazioni che riguarda coloro che potrebbero appoggiare nuovamente la causa rivoluzionaria e di come il malcontento verso la causa Sabaudia appartenesse a tutte le classi sociali, aristocrazia, intellettuali e parte del popolo. Le indicazioni operative che Angioi fornisce partono dalle modalità con le quali le truppe dovrebbero arrivare in Sardegna, al numero delle truppe e al tipo di truppe da inviare in campo, all'investimento economico che la Francia dovrebbe anticipare ai rivoluzionari che poi risarciranno lo Stato francese delle spese sostenute. A più di 200 anni da quelle epiche giornate si discute ancora sulla personalità di Giovanni Maria Angioi e sulle cause che portarono al fallimento della rivoluzione democratica sarda, che, se fosse stata coronata dal successo, avrebbe seguito forse un diverso itinerario per la storia della nazione sarda e della sua autonomia e avrebbe dato un'adeguata risposta ai secolari problemi della questione sarda. È inopinabile che in un primo momento l'Angioi lottava per una Sardegna indipendente, liberata dall'oppressione feudale, però senza mettere in discussione l'unione personale con il re Sabaudo. L'idea di una Sardegna repubblicana e separata dal Piemonte sarebbe venuta in un tempo successivo, una volta accertata l'indisponibilità del sovrano e delle riforme per l'isola. Non è giusto neppure pensare, come da alcuni storici è stato suggerito, che Angioi sottovalutasse il pericolo che una repubblica sarda alleata della Francia repubblicana potesse fare la fine delle altre repubbliche che erano state istituite in Italia grazie all'occupazione delle armate napoleoniche e che erano divenute in breve tempo degli stati vassalli del governo francese. Non bisogna dimenticare che la rivoluzione democratica sarda era nata senza l'aiuto della Francia. Il progetto di Angioi prevedeva sì la proclamazione di una repubblica sarda indipendente e l'abolizione del feudalesimo, ma anche la salvaguardia delle usanze e delle leggi locali e il rispetto della fede religiosa degli abitanti. Inoltre, un trattato militare, valido per la durata della guerra, prevedeva la presenza di un presidio francese nell'isola e contemporaneamente di un contingente di milizie sarde in Francia. Tutto questo ci fa pensare che in Angioi fosse presente il desiderio di evitare alla Sardegna la trasformazione di un semplice stato vassallo della Francia. La questione sarda, nelle sue diverse forme, dal federalismo all'autonomia, rinasce in modo prepotente dopo la prima guerra, che aveva fatto da collante tra i militari al fronte, dopo il sentimento di unione e il bisogno di liberarsi del giogo sabaudico. Era diventato evidente e pressante in personalità come quella di Lusso,
Lusso, dopo aver partecipato alla Prima Guerra Mondiale come volontario, fu il fondatore del Partito Sardo d'Azione, che fin dalla sua istituzione, facendo le dovute distinzioni in ambito temporale e culturale. Raccolto alcuni degli aspetti del pensiero di Angioy e li ha fatti propri, proponendo una Sardegna libera, pronta a promuovere la propria cultura e il proprio lavoro, sintomo del fatto che le proposte di Angioy, nonostante il passare dei secoli, sono attuali e ancora stringenti nel XX secolo e ancora oggi. Voglio ricordare come Bono ricorda, chiaramente Bono ricorda tutti gli anni, in occasione della Dia della Sardegna, Giovanni Maria Angioy, il suo patriota, il nostro paesano, dedicandogli determinate sia convegni che fasi di studio. Questo va avanti, mi ricordo io che ero capogruppo in Consiglio Comunale nel 2008, che avevo partecipato al bicentenario della morte che era stato fatto in Consiglio regionale a Cagliari. Noi abbiamo fatto nel 2018, grazie a una giovane artista bonese, ha fatto proprio un racconto fumettato di Angioy, un bel opuscolo che abbiamo pubblicato e che il nostro intento era di passarlo a livello proprio sia culturale che come educazione e per ricordo di Angioy alle scuole elementari. Purtroppo in questi anni, siamo 2 anni ormai che le scuole restano mezzo aperte e mezzo chiuse, non si è potuto dare seguito a questo indirizzo. Comunque l'opuscoletto è molto bellino, molto curioso, racconta in maniera fumettata la partenza da Bonno di Angioy, di Viceré, l'arrivo a Sassari, la partenza per Cagliari, quindi è un modo bellino, anche molto semplice, per inculcare già dalla scuola primaria nei giovani, nei nostri paesani, nella nostra futura classe dirigente, il ricordo di Angioy. Auguro buon proseguimento di convegno e buona festa della Dia della Sardegna a tutti i sardi e i non sardi e gli emigrati, i nostri simpatizzanti, diciamo, non sardi, quindi. Grazie. Sì, condivido l'idea del fatto che il fumetto è sicuramente il modo più semplice e diretto per coinvolgere i bambini, che poi da lì possono tranquillamente approfondire i vari argomenti, però è un modo per avvicinarli. Quindi ringrazio il sindaco di Bono, Elio Mulas, di questo escursus storico su Gianmaria Angioy, e passo la parola a Gianfranca Canu, presidente del circolo appunto intitolato a Gianmaria Angioy, circolo di Marchirolo in provincia di Varese. A te Gianfranca. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Molto emozionante sempre sentire la storia di Gianmaria Angioy. Io sono circa 16 anni che sono a capo del circolo di Marchirolo, dedicato appunto a lui, e ho riletto tante volte la sua storia e veramente ogni volta mi sembra una storia nuova, ma perché mi affascina molto. E così come ha detto il signor sindaco, cioè come ha raccontato un po' a grandi linee la sua storia, cioè è veramente, anche adesso mi sono immersa proprio quasi completamente in questo pezzo di vissuto, ecco, di Gianmaria Angioy. E che dire, noi portiamo con orgoglio questo nome del circolo, non per niente. Io sono nata a Bono, ho vissuto a Bono fino a 20 anni, poi per ragioni di lavoro via, e poi sono incappata nel circolo dedicato a Gianmaria Angioy. Sarà un caso, sarà lui, non lo so. E infatti mi chiedo sempre, mi pongo sempre questa domanda, perché cioè, sarà un caso, non lo so, eppure era destino, non lo so. Comunque è sempre molto, molto bello ritrovarvi tutti, per dare appunto un segno molto forte a questa giornata importante per la storia della Sardegna, nonché Sadie e Sardegna, e anche per rafforzare questo ricordo di Gianmaria Angioy. Insomma, ecco, abbiamo personaggi come
il dottor Pubusa, e mi avrebbe fatto piacere anche vedere il professor Francioni, che tra l'altro abbiamo anche invitato in occasione sempre di una commemorazione di Gio Maria Angioy circa 15 anni fa al Circolo di Marchirolo, e mi avrebbe fatto molto piacere rincontrarlo, ma non lo vediamo, ma probabilmente lo sentiamo. E niente, che dire, io non voglio rubare ulteriore tempo, io ringrazio tutti voi veramente per questo contributo, andiamo sempre avanti, sempre con tanta forza e tenacia come noi sardi sappiamo fare, come diceva appunto anche Serafina nel suo intervento. E vorrei sentire parlare voi storici, che comunque raccontate ancora in maniera importante il vissuto di Gio Maria Angioy, ecco. E ringrazio tutti quanti per questa partecipazione, ecco. Un caro saluto al mio caro sindaco di Bono e a voi tutti, e anche da parte del nostro consiglio direttivo. Passo la parola a Maurizio, sono molto emozionata, si sente, e grazie ancora. Grazie a te Gianfranca. Adesso passerei la parola a Paolo Pulina, vicepresidente e responsabile cultura della Fasi, che introdurrà il video da lui registrato per la maggior parte in lingua. Bene, buon pomeriggio a tutti. Solo alcune brevi aggiunte a quanto dico nella prima parte del mio video. Nel tavolo davanti a me, mentre parlo, sono disposti in primo piano i volumi dei due autori dei video che seguiranno il mio. Il libro di Andrea Pubusa, pubblicato nel 2020, Angioy, la nazione mancata, i 100 giorni che sconvolsero la Sardegna. Paolo, si è spento il microfono. Adesso? Perfetto. Ci siamo? Ecco, questo è il volumone di Federico Francioni sul Vespro Sardo, 400 pagine, poi lui ha scritto anche molti saggi su Angioy. Uno ve lo presento, che è questo: Momenti e problemi della biografia angioiana, con notizie molto interessanti anche sulla biografia di Angioy, anche per quanto riguarda l'aspetto, come dire, insomma, della sua convivenza familiare con la moglie. Purtroppo per ragioni di salute non ha potuto realizzare il video Luciano Carta, che è il massimo studioso dell'inno Procurare Moderare Barone Sadirania di Francesco Ignazio Manno, nonché specialista delle ricerche sulla sarda rivoluzione. Però posso presentare il suo volume divulgativo, il 700 e gli anni di Angioy 1700-1799. Segnalo anche il volume di Lorenzo del Piano e Vittoria del Piano, Giovanni Maria Angioy e il periodo rivoluzionario 1793-1812, pubblicato nel 2000. Mi permetto di presentare anche gli atti da me curati di un convegno tenutosi a Pavia per iniziativa del Circolo Logudorum nel 2012, sempre in occasione del Sediese Sardigna. Nel 2013 il Circolo Sardo di Pavia ha anche realizzato un DVD Sediese Sardigna, sempre sui temi relativi appunto ai grandi personaggi fondatori delle correnti federalistiche e autonomistiche riguardo alla Sardegna. Segnalo inoltre le opere di due cultori di storia locale. Uno è il quasi compaesano di Angioy, era nato ad Esporlatu ed è scomparso nel gennaio 2006. Si tratta di Pietro Paolo Tilocca, che ha scritto, oltre molti libri sui paesi dell'Oceano, I moti antifeudali in Sardegna, la Sardegna, la Casa Savoia, la figura di Giovanni Maria Angioy nel bicentenario della Rivoluzione francese. E l'altro volume invece è intitolato Giovanni Maria Angioy, il più illustre martire laico sardo. L'altro è l'emigrato, nato a Bono nel 1923, Pavia, è morto a 90 anni nel 2013, che ad Angioy ha dedicato quasi 100 ottave in logudorese nel volume intitolato Giovanni Maria Angioy, vittima di patriottismo, che riprende una famosa definizione dello scrittore francese Valéry
del suo viaggio in Sardegna, un volume uscito negli anni 1837-1838. Infine devo ringraziare, per quanto riguarda la realizzazione tecnica del mio video, che adesso poi Maurizio metterà tra virgolette in onda, l'amico Antonio Carta. Prego. Senti qualcosa, Mari? Mari, senti qualcosa? Signore, Madonna Santissima. Vabbè, mi fa piacere. Non si sente. Non si sente, Maurizio? Non si sente. No, vabbè, dai, adesso. Dicono tutti che non si sente, quindi. Ma voi sentite qualcosa? No, no. Non si sente. Non abbiamo sentito, Paolo. No, non si sente. Mi fai tu? Non vedo neanche. Ma lo stai trasmettendo tu? No, però lo gestisce Maurizio. Non lo so. Maurizio, non si è sentito niente. Scusate, c'è qualche problema tecnico. Io passerei magari la parola, intanto che io vedo di risolvere il problema, passerei la parola ad Andrea Pupusa che fa un'introduzione, così che si possa poi risolvere il problema. Mi sentite? Sentite? Non abbiamo sentito niente, Maurizio.
Ho capito, c'è un problema tecnico per cui magari se facciamo intervenire il dottor Andrea Pugusa per poi vedere il tuo filmato, Paolo, e a ruota anche quello del dottore. Sì, per carità. Basta che si sentano almeno i loro video. Cioè. Se se ne sente uno, si sentono tutti. Quindi si tratta proprio di capire qual è il problema e risolverlo. Direi se il professor, il dottor Andrea Pugusa fa una sua introduzione, nel frattempo io vedo di risolvere il problema. Chiedo scusa, non dovete far sentire la registrazione che abbiamo mandato a Pulina? Sì, se magari però lei vuol dire qualche cosa intanto, o lei o Francioni, intanto che risolviamo il problema. Scusa un attimo, Maurizio, siccome io ho il testo in limba, no, qui davanti a me, quindi faccio prima a leggere il mio testo in limba e così. Perfetto, intanto io risolvo il problema. Ecco. Ok, grazie. Scusate per l'inconveniente. Allora, la mia relazione in limba è intitolata Significato storico e valore culturale prosoditerrados de Saviesa Sardigna, festa de su popolo sardo. Faeddo in sa variante de Saida mia, ploaghe. Saviesa Sardigna, sa festa de su popolo sardo, è stata poi stabilita pro su 28 di aprile da una legge de sa regione Sardigna de su mese de capitani 1993, in aumento de su 28 di aprile 1794, diesi storica di pacciata senza violenza, il cosiddetto scommiato, de so piemonteso da Sardigna, in su contesto de so molto antifeudales de su triennio rivoluzionario sardo 1793-1796. Sa data de su 28 di aprile 1794 ha un significato profondo de valore storico. In su cammino e in suo sabboioso che hanno sviluppato su desiderio della libertà civile e dell'autonomia in s'animo del suo popolo sardo, segnale manno, simbolico e culturale, di una situazione in cui tutto suo salto sanaghefido dimostrare unità contro la soppressione forana, iltranza, dunque sfuriltera. Cussadie, conoscita come momento di emozione popolare, so cattedaios in cuntierra accompagnano senza violenza, ma con fierezza salda, so piemontesos un pari a su viceré, a San Naves. Tutto gente furiltera che è alleato con stesso desisola, dai gandos Austria ai azzedidus a Sardegna, a Savoia, con suo trattato di Londra 1718 e dell'Aia 1720. Però comprende in mezzo che Sardia se batta dell'Ade in considero che ha fatto. So piemontese non fini pronuda rispettoso della dignità delle persone sardas e che in simbolico so impreo di altre peraulas lo chiamaian molenti, quindi ainos. So storico sapporre in esammento di una quartina impreata dai suoi funzionari del suo viceré. Tiri lì, crepino i sardi, noi piemontesi restiamo qui. Tiri là, crepino i sardi, noi piemontesi restiamo qua. So popolanos de Cattello non attrivini per una cura che so bene che so piemontesi caricano i sannaves, so storico sa relatano che su Masellaio Francesco Lecis convince disattruppamento de gente in ribellione, a noi boidare con violenza soccascione de so piemontesi, con tutta per aulas. Lasciatelo andare, sono salvi, magari povero, se non hanno certo bisogno sulle damine dei suoi piemontesi. Tutto il in questa maniera impreata dai suoi caccheddai, sopra di fingere, se adattare suoi piemontesi. In caso di dubbio, veniva fatto su interrogo e verificato se l'incapazza di pronunziare in modo perfetto per aula campidanese Ciciri. Questa tecnica fedicata praticata in Sicilia a suo tempo dei vespri siciliani 30 marzo 1272 però riconosce suo francese ma torniamo a Sardegna. Sa protetta dei suoi caccheddaios a nome di tutti i suoi saltos a promeria su modo offenditore che viltato apparizzato a suo miliziano suoi saltos
Che qualche anno prima gli hanno difeso sia Caccheddu sia San Maddalena, assassinio dei culturti ma vivi in finza sul giovane Napoleone Bonaparte, dai suoi attacchi dei franceses, desideroso di diffondere esas ideales de libertà rivoluzionaria, cominciata con l'assalto della Bacchiglia su Battorri de Triulas 1789, a tradie inodita che ha dato origine a una vecchia nazionale. Senza questa difesa, fatta prolungare su vincolo di fidelità giurata a Savoia, su feudalesimo in Sardegna, possibilità di reinato nessi che mantanno prima, legando poi storicamente nel Caverati. Ma questa dimostrazione di unità è servita su popolare, giocando leata coscienza, ha compreso la necessità di deve guerrare contro i feudatario che lo fini umilienti. Contra chi noi riconosciamo o noi a che di comprendere il comportamento sincero e impegno leale dei sociali. Ha descritto Gerolamo Solzi, seguendo le indicazioni del viceré Balbiano, le onorificenze militari con evidente ingiustizia alle truppe regolari che avevano dato così mivesera prova di sé. Alla Sardegna, che aveva conservato la dinastia e il regno, venne concessa ben povera cosa, 24 doti da 60 scudi da distribuire ogni anno per sorteggio tra le zitelle povere e l'istituzione di 4 posti gratuiti nel collegio dei nobili di Cagliari e altre simili miserie. Bisogna poi vedere desoffesa in festa associato dai suo re Vittorio Emanuele III, che non è venido incontro a Sacchimbe preguntas de suscitamentos. Prima, ad un'ansia desaccorte generale sobre trattare argomentos relativos al bisogno pubblico. 2. Conferma de totus a legis de tradizione. 3. Riserva de impiegos prososaldos. Giustamente Andrea Bobusa in suo libro Usò insiste sul fatto che tutto è su più importante da tenere in considerazione. La Costituzione di un Consiglio dei Stati minimale sul potere immisurato del giudice. Nomina di un Ministero per tenere cura dei suoi affari della Sardegna in Sagotte del Torino. Sagotte piemontese in questa occasione, non riconoscendo la possibilità dell'esistenza della nazione sarda, rispondere palabala corta a suo viceré e non a suo ambasciatore Saltos, culturale e commentare al storico Giuseppe Manno. Da ambasciatori senza parola erano poi anche riusciti messaggeri senza risposta. In questo contesto rivoluzionario, che il storico de Oe faedda di questo tempo in modo bigonzoso come dies de torbidi a bulottos, sente che tocca di leggere sopra di un movimento di vaga storia con coscienza del popolo, è l'obbligo di ventomare due nomenes, Francesco Ignazio Manno, poeta della Marsigliese sarda, Sagantone inno di suo patriota, sardo a suo feudatarios, che comincia con versos medagliaros, procurare moderare barone Sagliania, che si nopre vita mia, tornate a in terra, declarata e già sa guerra contro desa prepotenzia, e comincia sa pazienza in suo popolo a fattare. E massimamente Gian Maria Angioli, nascido a Bono sul 21 di Santuaine 1791, piegato vinza a singare con le zuighe della reale udienza, definito dagli atti studiosi storici su più famato martire laico saggio, protagonista de in porto umano con suo modo antifeudale del suo triennio rivoluzionario saggio. Angioi, inviato in su mese del Vreazzo 1796 a Tartare come in Tartarnostre su viceré, si è posto a guidare un movimento antifeudale. Giovanni Spano, in una prova storica del 1875, intitolata La rivoluzione di Bono del 1796 e la spedizione militare, imprentata parecchio anni fa dai suoi comuni di Bono, raccoglie il suo senso della vicenda già in sa prima pagina del scritto. Dal 3 febbraio 1796 Angioi fu mandato dal viceré Filippo Vivalda e dagli stamenti sardi nella qualità di alternos per sedare i tumulti del capo settentrionale dell'isola e specialmente del Logudoro, dove più di 40 villaggi si erano confederati per abbattere l'orrendo mostro del feudalesimo. Ma egli, esaminando da vicino le crudeli vessazioni, le sopperchierie dei ministri che vi mandavano i feudatari e gli abusi, invece di rappacciare le popolazioni, cioè pacificare, si diede ad avvalorare le giuste aspirazioni delle medesime per l'emancipazione feudale che da tempo chiedeva. Sul movimento antifeudale condotto dai Mangioni è stato firmato dai Armistizio de Gerasco e dai Savaglia de Parigi, 1796, tra su Piemonte e Savranza,
S'eroe della rivoluzione nazionale sarda, è citato costretto a fuggire in Francia. In ue è vivido in esilio, aggiungendo canto sei ambisonti, tanto desire reduire e impoversare. Fino alla sua morte, venne sul 23 del mese di febbraio 1808, a 57 anni, in Peruno Camposanto di Parigi, e ficava adattata a tomba sua. Considera l'impotto umano che oggi può usare, un sotterrato dell'Italia continentale e del mondo, riconoscere il culto a Dio nobile e del resto può aumentare uno dei suoi periodi storici più ricco di significato e di idealità, finza smeda più del 27 mese di febbraio 1948, di aumentata la sua pubblicazione che ha riconosciuto i speciali per questa Sardegna. La lezione dei storia hanno imparato che commenti in questa via del 1994 la conquista se sul diritto se non viene in dono e si può ottenere solo con contributi unitari del suo popolo sardo. Dunque, impare a tutti i soldi ferrato di Sardegna che, metaforicamente, vogliono rappresentare uno dei 4 modi, finalmente senza benda sugli occhi, che compaiono nello stand-up sardo. Punto. Adesso si è sentito, sì? Complimenti. Bravo. Si è sentito. Molto Bene, bene. grazie. Io purtroppo Adesso tocca ad Andrea. Io purtroppo non sono riuscito a risolvere ancora il problema, per cui se riuscite ciascuno a dire qualche cosa, quindi se il professor Andrea Pupusa può fare un intervento anche solo a braccio. Ma io non mi ero preparato a farlo a braccio perché comodamente pensavo Giustamente, no, di vedere quello che abbiamo mandato a Pulina. Maurizio? Gli inconvenienti della diretta. Maurizio? Dimmi. Scusa se intervengo, ma siccome Federico Francioni ha il testo scritto, anche lui forse davanti a sé, forse vale la pena di vedere un attimo se si risolve il problema, vero Andrea? Cioè nel senso che se no, per me se parlare a volete braccio, parlo in diretta, però quello era già tutto congegnato. certo, Lo stesso. e sarebbe un peccato non poterlo trasmettere. Si può anche... Ci lavoriamo e vediamo se riusciamo a risolvere il problema, se no comunque lo agganciamo nel filmato che ci sarà poi pubblicato sul canale YouTube. Lo possiamo aggiungere anche postumo eventualmente, per cui direi di andare avanti con Andiamo in diretta. con l'evento, certo. Andiamo in diretta. Vabbè, quindi andando in diretta dovete scusarmi se mi dimentico qualcosa, perché pensavo di non dover parlare. Ma intanto voglio ringraziare la Fasi per questo invito molto, molto gradito. In più ho scoperto che la presidente Serafina Magia era da bambina, da ragazzina, una mia vicina di casa a Carbogne, e quindi, come vedete, si riannodano attraverso queste iniziative culturali dei fili così abbastanza importanti. Cosa dire di Gio Marian Gioia? Io premetto che lo storico qui è Federico. Io non sono uno storico, io ho insegnato diritto per molti anni, diritto amministrativo nella facoltà di giurisprudenza, insomma leggo e studio queste cose storiche così per passione e le scrivo sempre per passione, ma non sono uno storico e quindi insomma molte delle cose che ho scritto, fra l'altro, le ho prese appunto da libri di Federico, di Luciano Carta, di Soggio, insomma di questi che da storici hanno studiato il periodo.
Chi era Gio Marian Gioia? Il quesito lo ha posto anche il sindaco, perché molti si chiedono ancora chi era. Era un confusionario, era un rivoluzionario, era una persona poco decisa, un indeciso, era un intrigante, come disse anche il Manno. In realtà io ho seguito un metodo diverso nella indagine. Siccome io sono un giurista e ho fatto l'avvocato, faccio l'avvocato, eccetera, il mio metodo è guardare le carte e guardare i fatti. Cioè nel processo si guarda la prova e quindi anche qui, anziché mettere davanti, come molti hanno fatto, una loro idea di Angioi e poi hanno cercato di far rientrare la sua figura nel quadretto che loro si erano fatti in modo pregiudiziale, io ho cercato di guardare i fatti. Allora, guardando i fatti, il primo fatto è che Angioi, sorprendentemente, fu un imprenditore. Attenzione, il problema non è... Sorprendentemente, perché molti questo non lo sanno, fu un imprenditore coraggioso, perché investì molti danari, forse più della moglie che suoi, a Terramaini, dove installò una produzione di cotone, poi la lavorazione del cotone, la fabbrica di berrette. Aveva l'intendimento di fare una fabbrica di filati perché pensava anche alla continuità territoriale, quella su cui mi pare che voi avete fatto un convegno negli anni o nei mesi scorsi. Quindi era un imprenditore che si collocava, diciamo così, nella punta più avanzata dell'impresa in quel periodo. Perché se voi ci pensate, l'Inghilterra, la Francia, ma anche il nord d'Italia, praticamente avevano avviato l'attività industriale attraverso la produzione del cotone e la produzione dei filati. Quindi era all'avanguardia. Angioi si era procurato dei libri francesi e inglesi su questo tema, non solo, ma si era preoccupato di avere delle maestranze molto specializzate all'avanguardia su questo terreno. Risulta appunto che fece di tutto per avere un signore di Malta che era al tempo una delle persone sul piano pratico, diciamo così, più esperte in questa attività. Quindi un imprenditore di avanguardia, che voleva essere di avanguardia, e questo ci dice già molto della sua personalità, perché ci dice che era un uomo immesso nelle correnti culturali europee del tempo. Cioè non era questa storia che poi Francioni e altri hanno, come dire, smitizzato, hanno dimostrato essere falsa, e cioè che i sardi, le idee che Angioi in particolare portarono avanti erano scollegate dalle idee che attraversavano l'Europa. È un grave errore. Angioi era un imprenditore che intendeva in Sardegna produrre il cotone, i filati, intendeva porsi in linea con le grandi produzioni che avvenivano in Inghilterra, in Francia e anche nel nord, iniziavano a avvenire nel nord Italia. Naturalmente questo ci dice già molto della sua personalità, perché ci dice ad esempio che era un naturale nemico del feudalesimo. La nuova industria, il sistema capitalistico borghese è quello che ha sostituito, sostituiva e che combatteva in quel tempo per sostituire il feudalesimo, comunque l'ancien regime. Quindi
questo ci dice già molto della sua personalità e del suo pensiero, perché si dice Angioni non ha scritto. Beh, questi non sono scritti, ma i giuristi dicono che si tratta di fatti concludenti, cioè di fatti che non possono che avere l'interpretazione che io ho dato, cioè Angioi era un imprenditore moderno e quindi si poneva naturalmente contro il feudalesimo e i rimasugli dell'antico regime. Angioi era un intellettuale di grande levatura e di grande finezza. Si laureò giovanissimo a Sassari, divenne giovanissimo professore nella facoltà di giurisprudenza di Cagliari, quindi io gli sono affezionato perché ha insegnato nella mia stessa facoltà. E fu poi ancora giovane giudice della Reale Udienza. La Reale Udienza era uno degli organi costituzionali del Regno di Sardegna ed era praticamente il massimo organo giurisdizionale con funzioni politiche, attenzione, nel momento in cui il viceré non esercitasse la funzione o per malattia o per vari altri motivi, tant'è che durante appunto lo scomiato, dopo lo scomiato, la Reale Udienza prese la guida politica della Sardegna, cioè dopo lo scomiato ci fu un periodo fino a quando non tornò il nuovo viceré in cui la Sardegna si autogovernò attraverso la Reale Udienza a sezioni riunite perché erano 3 gli stamenti, perché erano più le sezioni della Reale Udienza e insieme agli stamenti, quindi ci fu un periodo di totale autogoverno. Quindi fu un grande intellettuale e come grande intellettuale si occupò degli aspetti giuridici riguardanti il Regno di Sardegna. Birocchi, in un suo bellissimo libro, Birocchi, lo storico, storia del diritto italiano, mio amico e collega di facoltà per tanti anni, ha scritto delle cose molto interessanti su questo, cioè ci fu in quel periodo una elaborazione culturale di intellettuali sardi che poi costituiranno il nucleo di teste, di pensatori che stavano intorno ad Angioi, sulla cosiddetta monarchia mista. Cioè, secondo loro, esaminando i trattati che avevano dato la Sardegna ai Savoia, che erano trattati internazionali, praticamente esisteva una Costituzione fondata dalle norme contenute in quei trattati, che non potevano essere toccati neanche dal re, perché appunto erano inseriti nei trattati internazionali e vincolavano il re di Sardegna. Il re, insomma, Savoia, a cui la Sardegna fu assegnata nel 1720, e quindi attraverso l'esame di queste norme intangibili anche dal re, quindi una sorta di costituzione rigida, come diremo noi oggi, la Sardegna aveva un assetto costituzionale che la rendeva indipendente dagli stessi Savoia, cioè il re svolgeva la sua funzione di re, però non poteva, secondo quanto Angioi poi scrisse nell'esilio, poi Francioni su questo sarà più preciso probabilmente, scrisse che le decisioni sulla Sardegna venivano assunte dagli organi del Regno di Sardegna, cioè dagli stamenti e dalla Reale Udienza, mentre al re, secondo questa
costruzione costituzionale spettavano più delle funzioni di garanzia, diremmo oggi, ma non delle funzioni di decisione diretta. Ecco perché Angioi e il gruppo di angioiani, allora qui va aperta una piccola parentesi, cioè noi parliamo di Angioi come di una sola persona, ma intorno a Angioi c'era il fior della intellettualità sarda del tempo, c'era Michele Ovino, c'era Pina di Macomer, c'era Mundula Fadda di Sassari e altri, c'era uno stuolo di religiosi che erano persone molto acculturate e che facevano parte di questo movimento, quindi c'era un gruppo dirigente di intellettuali che sostenevano queste tesi. Quindi ci fu l'elaborazione di una visione del Regno di Sardegna come di un regno indipendente che praticamente aveva col re Sabaudo un rapporto che era governato da leggi intangibili dal re e quindi che assicuravano alla Sardegna la decisione sulle proprie questioni. E qui sorge un altro punto di contrasto. La monarchia nel tempo, cioè i Savoia nel tempo, il re, avevano allargato i loro poteri, cioè questo schema, diciamo così, costituzionale formale, lo avevano piegato ai loro interessi e quindi decidevano molte cose che secondo Angioi e il gruppo angioiano non dovevano decidere. Quindi l'intellettuale fu anche una punta di diamante in questa elaborazione costituzionale sul Regno di Sardegna e sul rapporto con la monarchia. Naturalmente poi Angioi, secondo me, ha un'altra caratteristica dei grandi riformatori o dei grandi rivoluzionari. Badate, i grandi riformatori, i grandi rivoluzionari hanno sì delle loro idee di fondo, ma poi gli strumenti li trovano spesso nella esperienza che fanno. Quindi Angioi, quando si recò come Alternos nel nord, ma già da prima conosceva queste questioni per le cose che vi ho detto, trovò negli strumenti di unione fra comuni, noi oggi parleremo di unione dei comuni, trovò negli strumenti di unione dei comuni le modalità per superare il feudalesimo in modo pacifico, cioè attraverso il riscatto. I feudi avevano un valore economico, si potevano vendere, comprare, scambiare. Negli strumenti di unione si diceva le comunità che firmavano quei patti davanti al notaio, erano patti anche registrati, praticamente dicevano noi paghiamo al feudatario il giusto prezzo e conquistiamo in questo modo la nostra libertà dai feudi. E Angioi appoggiò quella proposta. Un'altra questione, a mio avviso molto importante, talvolta sottovalutata, è che negli strumenti di unione i comuni, cioè chi li firmavano, che erano insomma una buona parte della comunità, quella che contava, dissero che era assurdo che le questioni dei territori venissero decise dagli stamenti, cioè venissero decise da persone che non conoscevano quelle questioni e che non erano rappresentative. Quindi dissero le questioni dei territori, le questioni devono essere decise da chi rappresenta i territori, da chi rappresenta quegli interessi. Quindi vedete che qui c'è un altro elemento molto importante. Angioi praticamente, sposando queste tesi, tende a contrastare un Parlamento per cetti, cioè i tre stamenti, quello appunto ecclesiastico dei nobili e quello
reale, per iniziare a individuare la necessità di un'assemblea generale. Tenete conto che a Cagliari, durante i moti anche per lo scomiato, agli stamenti partecipavano, Francioni è uno degli studiosi cui si devono delle parole illuminanti sulla sanculotteria, diciamo così, cagliaritana e sarda, cioè insomma sulle masse popolari, no? dei sobborghi. Partecipavano i capi popolo, usiamo questo termine, dei sobborghi, tant'è che a un certo punto, per evitare questi interventi estemporanei, fu creato una sorta di esecutivo degli stamenti per fare in modo che le riunioni fossero preparate e non ci fossero queste irruzioni. Però vedete, anche lì c'è una tendenza che si manifesta, ed è la tendenza a superare diciamo così, un Parlamento cettuale per cetti, e ad affermare l'idea dell'Assemblea Generale. Quindi secondo me Angioi, nel fare proprie queste istanze, compie uno sforzo per portare la Sardegna fuori dall'antico regime, per proiettarla nella modernità. E quindi questo è importante. Quando si arriva a Oristano, Angioi, dopo aver altre cose, la sto facendo lunga, ma la figura mi appassiona. Angioi, quando a febbraio partì da Cagliari per recarsi a Sassari, come Alternos, fu circondato in tutti i paesi da folle festanti. Non era mai accaduto che un'autorità che partiva da Cagliari venisse accolta in quel modo. Quando partiva un'autorità da Cagliari, nei paesi molte persone si davano alla macchia per paura di repressioni. Angioi invece fu accolto come una sorta di liberatore. Perché? Perché si presentava come un uomo mite, come un uomo che portava giustizia, risolse molti contenziosi. A Sassari rimise a posto le cose. Angioi non ha mai impiccato nessuno, come Alternos aveva il potere di decidere determinate questioni. Non ha mai esercitato la regola della vendetta, cioè ha applicato anche come Alternos i principi nuovi a cui lui si ispirava. Veniamo a Oristano e chiudo. Quando rientra a Oristano si svolge una interlocuzione scritta con il viceré e con gli stamenti. Angioi scrive 3 lettere. Allora, in queste lettere non chiede al viceré un abboccamento, perché dice che coloro che lo accompagnavano, che erano i rappresentanti delle grandi famiglie diciamo così antifeudali del Logudoro e comunque del nord Sardegna, volevano avere un abboccamento per discutere delle loro questioni, e le questioni erano il riscatto, il avviare un procedimento di riscatto dei feudi, cioè di superamento del feudalesimo attraverso il riscatto, che quindi imponeva una lunga trattativa, come poi si verificò negli anni successivi, nell'Ottocento, cioè si trattava di fissare il prezzo, si trattava di fissare le modalità di pagamento, insomma era una cosa un po' complicata. E poi Angioi dice un'altra cosa, secondo me molto importante, che forse gli storici non hanno valutato a fondo. Angioi dice: poi noi vogliamo discutere con la mediazione della Francia, vogliamo discutere con la corona dei diritti dei sardi e dei diritti della corona. Lo scrive in 3 righe, quindi per molti non vuol dire niente, vuol dire poco o niente. Per chi invece conosce quella elaborazione che gli angioiani avevano fatto sul regime costituzionale del Regno di Sardegna, vuol dire una cosa precisa,
Vuol dire dobbiamo restaurare i diritti che nascono dalle leggi fondamentali e che anche il re deve rispettare. E questo lo dobbiamo fare attraverso una trattativa tra i rappresentanti dei sardi e la corona, con la mediazione della Francia. Se voi pensate alle cosiddette 5 domande di cui avrete sentito parlare, per le 5 domande si chiedeva graziosamente al re di accoglierle e di concederle. Qui Angioi non chiede niente, non chiede nessuna concessione graziosa. Angioi dice in una lettera che bisogna con la mediazione della Francia incontrarsi per discutere dei diritti dei sardi e dei diritti del sovrano. Quindi bisogna rimettere a posto questi rapporti secondo quella elaborazione costituzionale che loro avevano fatto. Quindi voi capite che questa era un'impostazione dirompente. Molti si chiedono, ma perché ci fu poi quella reazione violenta, terroristica, come ci ha ricordato anche il sindaco di Bono, con impiccagioni, con assalto di paesi, assedio di paesi, come avvenne per Bono, eccetera. Perché? Perché il contrasto era un contrasto radicale. Abolizione del feudalesimo, ripristino di un rapporto costituzionale corretto con la corona, fatto sulla base di una trattativa, individuazione di elementi iniziali per la creazione di un'assemblea rappresentativa, quindi di carattere generale. Era una rivoluzione. Voi sapete che la rivoluzione può avvenire in tanti modi, può avvenire in modo armato, ma può avvenire anche in modo pacifico quando la sostanza è di cambiamento radicale. A mio avviso Angioi aveva queste caratteristiche. Dai suoi scritti e dalle che ci sono, anche quelli successivi di cui ci parlerà, penso Francioni, e dalla sua attività, questo emerge in modo abbastanza chiaro. Angioi non aveva idea di assediare Cagliari, perché chi ha idea di assediare Cagliari non va con 600, non ha una scorta di 500 persone, molte delle quali sono degli importanti proprietari dei paesi, di queste grandi famiglie. Non va in quel modo, si prepara in un altro modo, come Angioi dimostra di sapere, perché quando fa il memoriale, come ci ha ricordato il sindaco, del 99, dice esattamente quante truppe occorrono, dice anche quanti cannoni occorrono, quanti comandanti e che tipo di comandanti occorrono, eccetera. Quindi non era, come molti dicono, uno sprovveduto, anche se non era un militare. Quindi ecco, è una figura, secondo me, molto più interessante, molto più ricca, proprio perché è un rivoluzionario sostanziale. Bisognerebbe chiedersi che cosa rimane di Angioi oggi. Durante l'Ottocento, fino ai sardisti, come diceva anche Serafina, fino alla ripresa del sardismo, non c'è dubbio che questa idea di autonomia dei sardi, di statualità, di nazionalità rimane, e poi si manifesta appunto col partito sardo, coi combattenti, col partito comunista, perché ricordiamoci che le tesi di Leone e di Gramsci era federalista. Lo erano in parte, in modo più attenuato, anche i cattolici, no? Di Sturzo, eccetera. Quindi ci sono una serie di idee che poi transitano nello statuto speciale, anche se lì probabilmente dovremmo fare una riflessione. La posizione di Angioi, certo i tempi erano diversi, è una posizione più radicale. Angioi parla in un periodo in cui, insomma, il Regno in Sardegna, lui difendeva lo Stato, uno Stato sardo, cioè la sua era una indipendenza più che un'autonomia, così come oggi la intendiamo. Quindi è chiaro che
anche nella prospettiva di una, come molti dicono, di una modifica dello statuto, non c'è dubbio che Angioi ci dà ancora molte suggestioni. Insomma, è un personaggio che a mio avviso lancia un messaggio permanente a noi sardi, è un messaggio molto attuale. Quindi è una figura da studiare. Dicevamo bene prima, di queste cose non ci hanno mai fatto studiare nulla nelle scuole. Bisognerebbe che nelle scuole della Sardegna, visto che la Sardegna lo può anche fare in base allo statuto, ci sia una parte dedicata alla storia sarda in cui questa storia venga riletta, ridando ai suoi personaggi la importanza e la dignità che hanno. Se Angioi non fosse stato sardo, sarebbe una delle figure preminenti a livello europeo. Ma voi lo sapete che essere sardi significa anche spesso non avere molta fortuna anche post mortem. Lui è un personaggio di grande rilievo che però insomma non ha forse neppure da parte di noi sardi la considerazione e l'attenzione che dovrebbe avere. Scusate se l'ho fatta lunga, ma il tema, come avete capito, e il personaggio mi appassiona. Allora, intanto ringrazio il dottor Andrea Pugusa per il suo intervento, quindi da un errore tecnico probabilmente ci ha regalato questa ottima relazione e disquisizione su Jean-Marie Angioi, a cui potremo naturalmente affiancare anche la sua intervista che abbiamo registrata e quindi potremo poi salvare all'interno del canale YouTube come contributo aggiuntivo. Credo di aver risolto il problema, per cui vediamo se riusciamo a proporre quindi perché non vedo più collegato il professor Federico Francioni. In ogni caso abbiamo il suo contributo, direi che possiamo presentarlo, in attesa che magari lui si collega e ci racconti qualcosa. Allora. Allora, un attimo. Vediamo se si sente l'audio. Grazie per l'invito, grazie alla Fasi, alla Presidente Serafina Mascia, a Maurizio Secchi, Vicepresidente, all'amico Paolo Pulina, che mi ha invitato, alla Presidente del Circolo Gianfranca Cano. Io in questo mio intervento intendo parlare di Giovanni Maria Angioi e il progetto di una Repubblica Sarda. Partiamo da una data, il 19 giugno 1796, partenza per l'esilio di Giovanni Maria Angioi, capo riconosciuto del movimento antifeudale e antiassolutistico, sviluppatosi impetuosamente nel triennio rivoluzionario sardo 1793-1796. È un dato di fatto. Questi anni precedono il triennio rivoluzionario italiano 1796-1799. La sconfitta militare subita dal movimento antifeudale al ponte di Tramazza presso Oristano nel 1796 non deve indurre a sottovalutare quella che fondatamente può essere considerata la più importante frattura sociopolitica nella storia della nostra isola. Uno sconvolgimento di carattere rivoluzionario. Non si sente l'audio? Angioi, attenzione, non si trovò in prima persona allo scontro di Tramazza,
Egli Si sente o no? non era uomo d'armi, a differenza di alcuni suoi compagni di lotta, come per esempio l'avvocato sassarese Gioacchino Mundula e il notaio cagliaritano Francesco Cinocco. Nato a Bono nel 1751, quindi oggi in quest'anno ricorrono i 270 anni dalla nascita di Angiui, egli fu docente universitario, giudice della Reale Udienza, il massimo organismo giudiziario del tempo nel Regno di Sardegna. Si dedicò anche all'agricoltura, alla coltivazione del cotone e di un'erba tintoria l'indaco, in un settore che egli volle legare all'industria, proprio così, con un macchinario anche. Fondò infatti una fabbrica di guanti, coperte, calze e berretti. Insomma, una personalità quanto mai complessa e articolata, innovativa comunque, quella di Angiui. Egli compie un percorso teorico-politico che lo conduce da posizioni anti-assolutistiche ed antifeudali a formulare un progetto per la creazione di una repubblica sarda legata alla Francia del tempo. Ma già si badi bene, l'assunzione di una prospettiva nettamente antifeudale si configurava nella dimensione storica di allora con una valenza nettamente rivoluzionaria. Su Angiui, prima e dopo l'esilio, hanno scritto fra gli altri, sì, a parte il barone algherese Giuseppe Manno, considerato l'antenato dei denigratori di Angiui, a parte Sebastiano Pola, poi Dionigi Scano, i cari e compianti Lorenzo Del Piano, Tito Ru, Carlino Sole, poi Girolamo Soggiu, Antonello Mattone, Piero Sanna, Luciano Carta, il giovane Omar Onnis e poi vorrei ricordare il libro di Andrea Pupusa che oggi è con noi. Le tappe dell'esilio, duro, amaro, irto di insidie per Angiui, furono le seguenti: Genova, Livorno, Bologna, Ferrara. Poi cercò di incontrare Napoleone a Castiglione. Napoleone conduceva allora la campagna d'Italia, ma gli sforzi di Angiui e degli esuli sardi in tal senso furono inutili. A Milano invece essi furono ricevuti dal corso Cristoforo Salicetti, commissario della Napoleonica Armata d'Italia. Ma la pace stabilita allora tra la Francia repubblicana e la Casa di Savoia dissuase Bonaparte in quel momento dal disegno di effettuare un'intrapresa militare in Sardegna. In seguito Angiui ritornò a Livorno, poi a Torino, da lì a Casale Monferrato, quindi a Genova, in Corsica a Bastia, dalla Corsica di nuovo a Genova. Giunto in Francia fu a Marsiglia e dagli ultimi giorni del febbraio del 1799 a Parigi non avrebbe rivisto mai più la sua terra. Nella capitale della Francia, Angiui fece conoscenza di quei patrioti italiani che si apprestavano a fare ritorno nella penisola per fondarvi le cosiddette repubbliche sorelle della Francia. Il 1799 è comunque un anno significativo per la prassi politico-diplomatica di Angiui. Egli invia all'esecutivo francese, cioè al direttorio, un progetto che intende fornire indicazioni per un'impresa francese nell'isola col concorso attivo dei patrioti sardi. Angiui propone di riunire ancora una volta gli stamenti che, come gli stati generali di Francia, no? Nobiltà, clero, terzo stato, erano un'assemblea di antico regime, cioè l'antico Parlamento sardo, che era formato da tre camere, chiamate anche bracci, stamenti o bracci, che riunivano gli esponenti del clero, della nobiltà
i sindaci, i procuratori delle città regge, delle 7 città regge, sotto giurisdizione regge. Che cosa si sarebbe dovuto fare, secondo Angioi, riunendo gli stamenti? Occorreva procedere a delle riforme necessarie per creare un nuovo ordine, un système démocratique. Sì, egli scrive proprio così. Per stabilire une constitution basée sur les principes d'égalité et de liberté. Tuttavia, egli precisa, questo nuovo sistema dovrà essere consono agli usi, alle tradizioni, alla religione della comunità isolana, agli organismi giudiziari ed amministrativi locali. Risulta evidente l'impegno di Angioi volto ad inserire il mondo sardo nel modo meno traumatico possibile nel grande processo di trasformazione aperto dall'89 francese, dalla presa della Bastiglia. Sbagliato dunque vedere in questa attività di Angioi esule, a parte il richiamo ai principi di libertà e di eguaglianza, un vagheggiamento del passato, l'incapacità di liberarsi del tutto dalle pastoie del passato, dagli organismi di antico regime. Durante il soggiorno a Parigi si stabilirono rapporti di reciproca stima fra il leader sardo e uomini politici, militari e diplomatici della Francia del tempo. Fra questi va in primo luogo menzionato Antoine François Coffin, scritto Coffin, già commissario addetto alle relazioni della Francia con la Sardegna. Fu anche deputato del Pas-de-Calais al Consiglio dei 500. Fu amico di Angioi, di cui divenne esecutore testamentario, e scrisse anche dopo la morte di Angioi una lettera commossa a un giornale francese ricordando le doti del leader politico sardo. Un altro personaggio, a parte Coffin, l'agente per le relazioni con i paesi esteri a Marsiglia, Augustin Guise, scritto Guise con la Y, che ebbe un ruolo importante nel porre in contatto Angioi con personaggi di notevole importanza, di notevole levatura come Talleyrand, Bernadotte, generale rivoluzionario napoleonico, poi diventerà re di Svezia, no? Lazare Carnot, generale di notevole rilievo e fu anche studioso di geometria, scienziato. Grazie al legame con Guise, Angioi ebbe modo di conoscere Guillaume Charles Faypoul, che fra l'altro fu commissario civile dell'armata francese operante a Napoli e comandata dal generale Championnet. Vediamo ora l'evolversi dei rapporti fra gli esuli sardi e il governo francese in occasione dell'impresa di Napoleone in Egitto. Da Parigi, il 9 agosto 1799, il già ricordato Coffin scrive a Napoleone. Qui dobbiamo ricordare che al momento della spedizione in Egitto, nel 1798, Bonaparte avrebbe dovuto occupare la Sardegna e la Sicilia, ma si trattava in gran parte di speranze, di illusioni proprie di Angioi, degli esuli sardi e anche di Coffin, certo in misura minore evidentemente. In effetti, partito da Tolone il 19 maggio del 1798, Napoleone era riuscito a eludere la vigilanza della flotta inglese dell'ammiraglio Nelson, Lord Nelson, si era impadronito di Malta, era sbarcato ad Alessandria d'Egitto ed aveva ottenuto la grande vittoria militare nella battaglia delle piramidi contro i Mamelucchi, no? Il schiavo bianco vuol dire, erano gli schiavi turchi del sultano d'Egitto, che costituivano un corpo militare molto importante. In seguito però Nelson, come sappiamo, era riuscito a distruggere la flotta francese nello scontro navale di Aboukir
2 agosto 1798, lasciando Napoleone come prigioniero della sua vittoria terrestre in Africa. Si diceva di questa lettera di Coffin che a Napoleone avanzava alcune proposte per un trattato di pace riguardante il Mediterraneo e l'Europa. Il 30 agosto 1799, in un altro documento, Coffin affermava che la conquista della Sardegna era indispensabile per mantenere alla Francia il possesso di Malta e della Corsica. Il 3 ottobre del 1799, sempre Coffin scrive una memoria sulla condotta del re di Sardegna Carlo Emanuele IV. Al ritorno di Napoleone dall'impresa egiziana, lo stesso Coffin, sempre dinamico, scrive un memoriale indirizzato a Bonaparte, in cui si disegna un piano d'attacco e in cui si parla di conquista della Sardegna. Attenzione, non si parla più di Repubblica Sarda, sia pure strettamente alleata della Francia. In ogni caso, questo memoriale, quasi certamente, esagerava sulla reale consistenza del, chiamiamolo così, partito patriottico in una Sardegna ormai percorsa dalla reazione feudale e assolutistica più oltranzista, più spinta, più nera, possiamo dire. Dopo numerosi sforzi diplomatici e politici che avevano coinvolto generali, agenti, rifugiati politici, tutto sembrava ormai pronto per una impresa militare in Sardegna. Il 28 gennaio 1800 una lettera di Angioy annunciava ai patrioti esiliati e a quelli ancora presenti in Sardegna che lo sbarco delle forze francesi nel nord della nostra isola era ormai imminente. Ho trovato questa lettera nel Department of Manuscripts della British Library, dove ci sono i Nelson Papers, perché questa lettera di Angioy fu intercettata dalla flotta di Nelson, padrona del Mediterraneo. Gli avvenimenti presero quindi una piega ben diversa, con delusione ed infinita amarezza dei patrioti sardi. Perché successe che in Corsica il generale Giovanni Battista Cervoni, comandante delle truppe francesi destinate alla Sardegna, e il già ricordato Cristoforo Salicetti, commissario politico della stessa armata, furono costretti ad attivarsi per bloccare un moto controrivoluzionario suscitato da corsi controrivoluzionari guidati da Frediano Vidot, dal colonna Cesari, moto ispirato, sostenuto e pagato da agenti e da spie del governo sabaudo, del governo piemontese. Impegnate in Corsica, le truppe del generale Cervoni non giunsero mai in Sardegna. Grande, come possiamo immaginare, fu l'amarezza e la frustrazione di Angioy e dei suoi seguaci dentro e fuori dell'isola. Coffin tuttavia non si stancava di sottolineare i pericoli derivanti dalle strette relazioni economiche, politiche e diplomatiche fra gli inglesi dove i sovrani sabaudi soggiornavano dopo aver perso ad opera di Napoleone i loro domini sulla terraferma. Il re Carlo Emanuele IV, il primo a giungere a Cagliari, non voleva però, come del resto il suo successore Vittorio Emanuele I, anch'egli dimora a Cagliari, che milizie inglesi giungessero nell'isola, come si sarebbe invece verificato nella Sicilia rimasta fedele alla dinastia borbonica, dove però c'erano le truppe inglesi e di fatto i sovrani borbonici dividevano il potere con l'ammiraglio Lord William Bentinck, il capo delle forze armate inglesi nel Mediterraneo. La preoccupazione di Coffin, nonché di generali, diplomatici ed agenti francesi, concerneva i pericoli che incombevano sulla Corsica francese e su Malta.
Malta, come si è visto, era stata occupata da Napoleone, perché in ogni caso, l'abbiamo già detto, la presenza degli inglesi intorno alla Sardegna e nel Mediterraneo era dominante. La flotta inglese sarebbe stata alla fonda nelle acque della Maddalena nei primi anni dell'Ottocento fino al 1805. Ancora all'inizio del XIX secolo, Coffin prospettava i vantaggi economici, politici e militari che la Francia si sarebbe assicurata facendo sbarcare nella nostra isola alcune migliaia di uomini provvisoriamente prelevati dalla guarnigione corsa. Ma anche questo piano rimase sulla carta. In effetti sappiamo dagli studi di Antonio Boi che ancora alla vigilia della rovinosa spedizione della Grande Armée in Russia, lo stesso Napoleone, sappiamo da primo console diventato imperatore, non aveva del tutto abbandonato l'idea di un'occupazione della Sardegna. Occupazione per l'appunto, perché l'idea di una repubblica sarda non si poteva ormai coniugare con l'imperialismo napoleonico. Grazie. Perfetto, così si conclude l'intervento del professor Federico Francioni, e per cui andiamo a concludere. Per le conclusioni lascio la parola a Paolo Pulina e poi me la passerà per i saluti. Se vuoi concludere, Paolo. Volevo chiedere almeno a Federico Francioni di dire due parole in aggiunta, insomma, a quello che è il video che è stato peraltro, caro mio, l'unico fortunato, quindi non è che ti devi lamentare, scherzo naturalmente. Quindi dai, dici qualche cosa in aggiunta a quanto... Si sente? Si sente? Sì, adesso è tutto a posto, su. Adesso è tutto a posto. Ma innanzitutto diciamo che volevo ringraziare di cuore la Fasi, presidente e vicepresidente della Fasi, volevo ringraziare te, sono molto contento di essere stato qui con Andrea Pubusa, lo ringrazio per quello che ha detto sul mio conto e volevo dire che ormai... Tutto meritato, anzi ho detto poco. Grazie Andrea. No, io devo dire, non lo dico per formalità, ho tratto giovamento da quello che ha scritto Andrea, ecco, non lo dico per formalità, ma diciamo, ecco, da questi studi che cosa emerge? Che siamo entrati in una nuova fase della ricerca storica e questa ricerca storica ha messo abbondantemente in crisi quello che aveva scritto il barone algherese Giuseppe Manno, no? Magistrato, presidente del Senato, uomo chiaramente legato alla monarchia sabauda, e la sua opera, pur importante, di storia della Sardegna, insomma, parla di Angioi come Magagna dell'Angioi, quella Magagna dell'Angioi, insomma, come espressione non è certo molto positiva nei confronti di Don Gianmaria, ma per dire i livelli a cui arriva Giuseppe Manno, no? Dice che Francesco Carboni, ecclesiastico, che era considerato il più grande poeta in lingua latina del suo tempo, e non solo in Sardegna, andai ad esegu su Samunnedas de Salfeninas, insomma, per un ecclesiastico, quello non che c'era dice sul allora. conto di questo... Non c'era? Metù. Quello che, sì, quello che dice Manno è molto avvilente, insomma. Ecco, ora io ho accennato solo a due giudizi di Giuseppe Manno, ma se potrebbero citare altri, no? Altri aggettivi e termini che usa nei confronti di quella che ho chiamato la sanculotteria sarda. Cosa ha scritto Luciano Carta di Giuseppe Manno? Luciano Carta, che è molto equilibrato, che ci ha dato questa monumentale edizione degli Stamenti nel triennio rivoluzionario,
ha scritto che Giuseppe Manno è l'antenato dei denigratori, no? Poi ci sono stati altri denigratori, direte anche su questa rivista di cui sono redattore, Camineras, abbiamo parlato di Sebastiano Pola. Anche l'opera di Sebastiano Pola è utile, ma Sebastiano Pola è un denigratore dei giacobini sardi, se così vogliamo chiamarli. Per certi versi possiamo chiamarli così. Ecco, ora siamo entrati in una fase nuova, ci sono stati nuovi contributi, quelli recenti di Pubusa, vorrei ricordare qui anche i contributi, vabbè, non solo di Dionigi Giscano, di Antonello Mattone, di Piero Sanna, ma vabbè, l'ho già detto, Luciano Carta, a parte quelli di Girolamo Soggiu, e io parlo sempre con grande rimpianto di Carlino Sol, di Lorenzo Del Piano, di Tito Ru, che mi hanno incoraggiato, mi hanno dato grande fiducia e coraggio per proseguire negli studi. C'è anche stato di recente il contributo su un volume sulla Nuova Sardegna del giovane Omar Onis. Insomma, per concludere, siamo entrati in una nuova fase, ci sono anche nuove leve che si vogliono occupare di questi temi, e questo insomma ci dà una grande speranza, perché il triennio rivoluzionario sardo 1793 rimane pur sempre la più grande frattura storica rivoluzionaria che la storia della nostra isola abbia mai conosciuto. Grazie. A te Paolo la parola. Sì, ma io non è che voglio concludere, voglio solo aggiungere qualcosa che dà anche l'idea metodologica di questi incontri che noi come federazione promuoviamo. Io dico sempre, insomma, che riuscire a parlare a un pubblico di emigrati sardi, dei grandi personaggi della Sardegna, raggiunge un bell'obiettivo se per esempio per quanto riguarda i sardi iscritti ai circoli, ma anche quelli che frequentano i circoli perché sono amici dei sardi oppure sono sardi che qualche volta passano diciamo nelle associazioni, dicevo l'obiettivo sarebbe raggiunto se qualcuno andasse a vedere nelle, sottolineo, fornite biblioteche dei nostri circoli quanti bei libri di storia ci sono. E quindi quando ho citato quelli che io ho in casa, non volevo certamente limitare ad essi l'informazione su questo grande personaggio. Per esempio la ristampa che ha fatto, che ha curando nella prefazione Federico Francioni dell'opera classica di Dionigi Giscano, penso che sia presente in molti circoli, anche perché, lo ricordiamo, come dire, a merito della regione Sardegna. A un certo punto i nostri circoli furono autorizzati a fare una spesa molto significativa per acquisire libri di storia della Sardegna. Ora sappiamo che leggere, come dire, insomma, costa fatica, come diceva Gramsci, lo studio, no? In generale, perché implica anche uno sforzo fisico, non soltanto mentale, quindi oggi siamo piuttosto pronti a servirci, insomma, di qualche bocconcino, magari, come dire, assaporando il gusto da qualche trasmissione televisiva, ma sicuramente quello che si può immaginare che si possa fare è, come si diceva, insomma, da parte sia del sindaco di Bono, da parte di Serafina, da parte di Andrea Pubusa, e che bisognerebbe introdurre la storia della Sardegna, insomma, nel percorso curricolare, innanzitutto direi della formazione degli insegnanti. Cioè, adesso io dico che rispetto a Federico Francioni, che non ha diciamo, fatto l'esperienza che io ho fatto direttamente, ecco, almeno al liceo Azzuni, di avere come maestro il professor Brigaglia, ma lui nella sua sezione aveva insomma altri esponenti importanti della cultura sarda.
Ebbene, insomma, è lui che ci ha educato, in assenza anche di una programmazione prescritta, ad andare a consultare le opere che testimoniano quella che è stata la vicenda del popolo sardo. Quindi certamente questo è sempre un invito che dal punto di vista culturale, come dire, insomma, poi finisce per portare su di me, insomma, per così dire, la triste considerazione che non si può parlare come fai tu sempre soltanto di libri, però forse insomma per resistere alla invadente ignoranza insomma che vedo circolare nei social, forse se noi leggiamo insomma direi io preferibilmente in questo momento nel cartaceo, ma anche attingendo a quello che insomma la cultura digitale, credo che potremmo avere insomma la possibilità di dare un senso diverso alla nostra azione. E chiudo però ricordando, perché non c'è bisogno di spiegarlo a Federico che ha frequentato insomma diversi nostri circoli, ma magari di più ad Andrea, insomma, no? Che noi siamo un'organizzazione di volontari e che quindi insomma ci consideriamo soddisfatti quando, come per esempio oggi, abbiamo portato a termine, sia pure come giustamente si dice, con le difficoltà tecniche della diretta, una videoconferenza che poi resterà, ecco, perché almeno questo poi dobbiamo preannunciare, cioè l'impegno nostro è quello poi di fare un video unico in cui ci siano tutte queste testimonianze. Direi che noi, senza aspirare ad avere in ogni caso, insomma, per così dire, la verità in tasca, però crediamo molto a quella che è la funzione di testimonial dei grandi personaggi sardi. Quindi, come vi ricordava Serafina all'inizio, tutti quelli che sono stati, diciamo, i grandi personaggi, le grandi personalità della Sardegna, noi li abbiamo e continuiamo a ricordarli perché sono, diciamo, il nostro biglietto di presentazione non solo in Italia, ma per parlare di Gramsci, per parlare di Costantino Nivola e di altri, rappresentano in realtà il nostro biglietto da visita in tutto il mondo. Chiaramente però quello che a me dispiace è che spesso si sottovaluta da parte dei sardi residenti quello che è il nostro impegno volontario, diciamo, con una parola che significa molto per noi, gratuito, a vantaggio della diffusione fuori dell'isola dei valori della cultura, della storia, del folklore e di tutte le ricchezze naturalistiche sarde. E siamo quindi orgogliosi di fare questo, che chiediamo soltanto che i sardi che ci conoscono e che magari posso dire insomma o che ci hanno conosciuto o che poi se ne sono dimenticati, tutti insieme si ricordino che noi siamo parte integrante del popolo sardo e sinceramente ogni tanto avere un cenno, per così dire, di riconoscimento almeno morale, credo che possiate immaginare che non ci dispiace. Grazie. Grazie a te Paolo. Quindi con questa conclusione io ringrazio Paolo per aver strutturato e organizzato questo evento. Poi alla fine è lui che si è preoccupato di mettere in piedi questa idea e materializzarla. Ringrazio i due studiosi che ci hanno parlato di Enjoy. Noi ringraziamo voi e vi diciamo che siamo sempre a disposizione. Il messaggio di Pulina per noi è, come dire, è musica. Ecco, benissimo questo e con la speranza sono però... d'accordo con Pubusa.
con la speranza però di poter la prossima volta magari vederci di persona e quindi fare questa esperienza di presenza e brindare poi anche alla fine, perché comunque con un bicchiere di vermentino e qualcosa di tradizionale sicuramente si suggella un... Non dico l'imbriaghera, ma insomma... No, vabbè, adesso speriamo. Beh, di sera dopo il convegno ci possiamo avvicinare. Si abbassa la guardia. Ma infatti, Serafina. sì, devo dire che l'opera di Paolo Pudina è stata sempre precisa e pungente, cioè servita a tutti i soci, in questo caso proprio in Sardegna, servita in un piatto dove si veniva invitati a una bella festa dove c'era la gastronomia, dove c'era il ballo, dove c'era il canto sardo, dove c'era la lingua sarda e lui inframmezzava il suo sapere e ci portava la storia della nostra Sardegna e la cultura, cose che francamente non avremmo mai potuto da soli portare o raggiungere, soprattutto non dico, cioè soprattutto chi è partito dalla Sardegna per lavoro giovanissimo, che non ha concluso nessun tipo di scuola alta, diciamo, ma anche chi è uscito dalla Sardegna con una laurea in tasca dove si è parlato di tutto fuorché di storia sarda. Io ho avuto la fortuna di avere Carlino Sole come docente, forse era uno dei primi anni in cui lui insegnava anche all'università e ho fatto in tempo quindi a uscire con qualche nozione di storia sarda, però quello che ho sentito oggi, la spiegazione e il racconto che avete fatto da diverse angolazioni di questa figura veramente è un qualcosa di nuovo, di importante, soprattutto che riflette in effetti alcune realtà che stiamo conoscendo, quella dei giovani intellettuali sardi che escono dalla Sardegna e che vanno nelle università straniere a portare Gramsci, a insegnare Lussu, a portare letteratura sarda. E l'altro segno di questi ultimi anni rispetto a quando è stata approvata questa giornata o la legge della lingua sarda è vedere i giovani sardi appassionarsi anche alla lingua e cercare di recuperarla e di impararla. Un nostro progetto dell'anno scorso è stato proprio quello di fare con un nostro sempre componente delle nostre associazioni, nonché dirigente, un corso di lingua sarda online alla portata di tutti, sia in Italia che all'estero. Ecco, quindi il burbero Paolo Pudina sa bene qual è il modo di produrre la cultura in una bellissima festa sarda. Ecco, allora ringrazio tutti voi e vi ringrazio anche la nostra vicepresidente che ha dovuto rientrare in aula e mi ha lasciato i saluti e i ringraziamenti per tutti voi, per coloro che ci hanno seguito e che speriamo di rincontrare, come dite voi, dopo questa grande lunga lontananza, di incontrarci di persona, perché sì. La rete è bella, la rete ci porta in giro per il mondo, ma l'incontro è ancora più bello. Vermentino sul tavolo è migliore. Esatto. Io ringrazio anche voi tutti, grazie per avervi regalato questo tempo proprio di storia intensa, grazie infinite. Grazie Maurizio, grazie Paolo, grazie Serafina, professori.
Quindi chiediamo i saluti, ringraziando il sindaco di Bono e ricordando comunque che questa registrazione sarà disponibile presso il canale YouTube della Fasi, assieme ovviamente alle interviste e alle relazioni che sono state registrate singolarmente. Grazie ancora a tutti. Grazie Maurizio. Buona salute a tutti. Ciao. Ciao Andrea. Ciao. Ciao.